Buondì Frus, bentornati al nostro appuntamento con le storie. Che hai ben lì che mi chiati voi. Perciò io disarei di ascoltare tan ben queste nuove storie. Se dico sempre, Orelli Viertis e voi sbaràs. Buon ascolto. Una storia. Una volta era un paese che non aveva laghe. Non erano i rubinets, i seglars, non erano i vaschis, i doccis. A chiamavi in laghetta i seglos e pulbuinci, alla portavi in cunfadia chiase. A vigneve chiamate tal poc fluidonde che avevi, che l'era sempre ma se lontano dalla chiase, in son dai chiams, fuori dal paese. In cui all'era Toni dall'Agnul, che dicevi il pellegrin, che si era mettuto al chiar di far rivalare dal paese, anche se tutti dicevi che era impossibile. Alveve tan pensato e muffato, pardis e pardis, e si era persino insumiato per gnos e gnos. In Piere Lucie, la sua femmine, che era tan preoccupata per lui, per i figli e per se stesse, perché era in puas e mangiava d'ome capir destino dovuti che idee strambe da laghe, invece di lavoro e partacchiase il pan. In Piere Lain, in place, inglesi, in ostarie, Duccio lo ridevi in par davoro, tanto accrodevi in calere for quel chiaro. In Pierla era anche l'ingegnere, che Tony aveva domandato un parei. Ma laghe, hanno va di riva in su, signor Tony. Tony lo sapeva di Bessol, ma il credeva che fosse una piccola riva in giù che nessuno al poteva iodi. In tutto il caso, Tony, che dome lui al credeva da queste robe, all'attaccare di Bessol a scavare un eroe. A era stato a fare compagnie a era in dome li paveis, i gri e i cais. Pecidins dopo misdì plens di chial, a si sentivi in son al paese, dome i bos di picon che dave, e in paese la in a lui chiappava in chiamò più in giro. Passa l'estate, arriva l'autunno. Nessun pavè, nessun gri e nessun cai. Li fuei s'accolavano dagli arbori une a une e li cisilli in code si parecchiavano per la via e in chiamò bos di picon così tanto che non si poteva incontare. E a chiase Lucia aveva pensiero d'ome per lui. Arriva l'unvier, la criule e la neve. La terra glaciata era in chiamò più dura di sgarfare. Tony, al vedere là in son, il fumo dei chiamini e davor di lui la roe, che s'ammeava un serpente indormidì. Aveva fatto tanto e tanto anche mo aveva di fa, ma non si è mai avvilito. Di nuovo è tornata la viarte, di bot l'estate e chiamò l'autunno. E Tony non l'ha mai smettuto di sgarfare. Un dì di ottobre, i boss di Picon si sentivano finta la placcia del paese senza ave, ma in tune mattine ad ore, nessuno si era né quarto che aveva finalmente finito. Così all'attaccata plovi. Prima una gote che è là, e da scoplo il fuori, e tutte che plove, a implar la roe, e il serpente indormidì, a si è svegliato. E l'aghe è arrivata in paese cidine, clare e buone.
Ma la inta che mattina è restata in chiesa perché pioveva. Plan a plan, la ploe si faceva sempre più leggera, che alla fine era tornata a scaldare sorelli. È stato così che ta che place dal paese, Befrus, auslassi a voatris, il finale di queste storie, lo creais voatris. Se con voatris, Toni, l'hai chiatata laghe o no? Io sono sicura che voatris veis già la soluzione. E con queste si sentin la prossima volta per una nuova storia. Mandi mandi!